proprio così, lì ok, ci pensavo... sono, lì ci sono queste luci, dobbiamo vedere O se no, dove è ci meglio sediamo lì. puntare. Ma guarda, secondo me è meglio questa. Ok. Questa però io mi devo mettere, Prendo prendi un'altra sedia, io uso questa. Tanto ormai abbiamo deciso di far vedere come prepariamo la nostra messa in onda in giro, Ok. in giro per l'Italia, anche all'estero. Certo. E ecco, diciamo in questa occasione in effetti dovevo essere dall'altra parte, però ben venga insomma la Toscana, ben venga tra l'altro San Vincenzo. Tu non ti scandalizzare se parliamo anche degli altri, diciamo cronaca, diciamo anche, chiaramente ci piace sempre, insomma, che San Vincenzo è stata una località in provincia di Livorno particolarmente nota, anzi il nostro gruppo Buon Gusto deve molto appunto uno chef di San Vincenzo che è ancora vivo e vegeto, che è Pierangelini, certo. Perché a quei tempi, proprio inizio secolo, praticamente molti ristoranti non avevano neanche il sito internet, il web. Quindi cosa succede? Che se uno chef era popolare, poi chiaramente Buon Gusto in quel caso ne dava notizia. Quindi chi cercava online, appunto in tutto il mondo, cercava appunto questo ristorante, poi si imbatteva appunto sulla nostra pagina e addirittura i 50 Best mettevano, non noi, peccato, mettevano la guida del Gambero Rosso, linkavano la guida del Gambero Rosso che chiaramente conteneva anche come migliore ristorante appunto il Gambero Rosso appunto di San Vincenzo. E quindi ecco, siamo in una insomma, località importante, perché poi penso che sia l'unico caso quello di Fulvio Pierangelini di abbandonare improvvisamente un ristorante. Abbiamo anche spiegato i motivi, non ci ritornano sopra, insomma si è dato il consulting e quindi ha abbandonato questo ristorante, quindi chiaramente si è aperta la strada per Massimo Bottura. Poi le cose sono cambiate, perché chi va al numero uno viene, come dire, si autodistrugge in un certo senso, cioè sparisce appunto da questa gara per fare posto a tutti gli altri, quindi questa è un po' appunto la storia. San Vincenzo, quindi grande capitale del gusto, e quindi eccoci a un cambio di chef in quel invece dell'entroterra, perché chiaramente se c'è un buon ristorante ci deve essere anche un buon albergo, e questo sicuramente in questo senso poggia i santi. Penso che anche ai tempi di Fulvio praticamente fosse un buon appoggio. Sì, assolutamente. Ecco, e quindi l'ho ritrovato questo relè, che in effetti è anche un albergo che si è allargato parecchio con gli appartamenti, quindi è diventato veramente quasi una città, e quindi una bellissima sorpresa. Abbiamo quindi il nuovo chef, che alcuni chef da quello storico, che purtroppo non è più fra noi, mi dicevano, questo chef che gestiva il ristorante dove ci troviamo in questo momento, che si chiama Sale, e quindi sono avvicendati degli chef. La quotazione del Sale è praticamente una buona quotazione, con 2 forchette sulla guida del Gambero Rosso, quindi un 80 abbondante, che era merito dei cuochi precedenti, giapponesi, quindi una coppia, mentre adesso invece abbiamo un italianissimo. Sei del posto? No, originario della Puglia, ma è la regione che conosco meno in assoluto, ecco, perché comunque sin da ragazzino sono uscito subito per fare esperienze. Quindi della Puglia, la località? Sul Gargano, Vieste. E niente, quindi sono qui dal 2000, ho fatto un paio di stagioni nel 2005-2006. Eri già stato qui? Sì, nel 2005-2006. Poi qui... No, a Sale no, ecco. mai. Poi ho fatto altre esperienze, nel 2010 sono tornato in Toscana e l'ho sentito proprio casa, e da qui ho iniziato a fare delle esperienze nella zona, prettamente su Bolgheri, Bolgheri, Donoratico, Castagneto Carducci, ecco, quella zona lì. Poi ho avuto la possibilità di fare, ho sentito che cercavano personale qui, e
e ho trovato questo Quindi film. dall'inizio dell'anno, quindi il Sì, nostro da chef gennaio, che si chiama nome e cognome Michele Bisanzio. Michele Bisanzio. E quindi cos'è successo? Quindi, visto che stavamo parlando di questa recensione che va chiaramente aggiornata, ma avremo le guide, insomma, Certo. a ottobre c'è chiaramente l'aggiornamento. E quindi cosa hai rivoluzionato tutto? Allora, praticamente della brigata che c'era prima hanno fatto un grandissimo lavoro, di cui Poggi Santi il sale può fare merito. Io purtroppo purtroppo per fortuna ho un'altra idea della cucina, cioè tradizione, concentrare i sapori e cercare di far star bene il cliente del posto in cui ci troviamo. Ecco, per dire la Toscana, io sono innamorato della cucina toscana, sono innamorato del recupero degli ingredienti al non 100%, infatti abbiamo creato un menù anche sul pesce, dove si va a recuperare il 100% del pesce, quindi non si butta via nulla, dalla testa alla coda. C'è un menù di degustazione molto divertente, dove sia dal benvenuto che al secondo è tutto a base di pesce, quindi vado a recuperare dall'interiore il collo, la pancia, la coda, tutto. Vado a sezionare il pesce perché anche lui ha un valore, ecco, quindi purtroppo siamo abituati a buttare via il buon 40% del pesce, che è un casino. Si recupera solamente 2 filetti, il resto si butta via tutto. Ecco, il recupero è importante per me, e quindi trovare questa realtà dove ci troviamo in sintonia con la filosofia, ecco, è stato un'ottima palla al balzo. Quindi un menù con quante proposte, quante corse? Questo menù di pesce sono 8 portate, compreso pre-dessert e dessert. Di solito improvviso un po' sul tipo di pesce che troviamo, perché purtroppo va prenotato in anticipo, almeno un giorno prima. Se è possibile, se si riesce a trovare il pesce da poter utilizzare, bene, altrimenti si preferisce dire di no alla clientela, perché non è, cioè, l'idea deve essere quella lì. Quindi tirare fuori un bel menù, e quindi soprattutto in questo menù qui cerchiamo di utilizzare anche le verdure dell'orto, integrando un po' al pesce, che è un menù davvero divertente. Quindi cucina marina e vegetale, ecco. Sì, quindi, soprattutto ecco, vegetale. Cioè, a me amo tantissimo la cucina vegetariana. Vegetariana, cioè del tipo, c'è un piatto che amo tantissimo, che è il pane del contadino, si chiama, e praticamente nasce da una giornata passata con mio padre in campagna, ecco, quindi del pane raffermo. Io sono pugliese, giù c'è il pancotto, l'ho rivisitato un attimino tostando il pane invece di mettendolo sotto in una zuppetta, tostando questo pane, abbinando delle verdure dell'orto con un succo di verdura concentrato, viene un piatto buonissimo, che sta avendo tantissimi complimenti dalla clientela. E poi, ripeto, in base alla stagionalità e quello che troviamo, che la natura ci offre, che l'orto ci offre, creiamo dei piatti nuovi. Come primo anno è stato abbastanza impegnativo per me, perché comunque abituato ad essere un cuoco normale, tra virgolette, perché quando lavoriamo nei ristoranti, a gennaio vuoi la melanzana, ti arriva la melanzana. E qui non è possibile, ecco. Qui ti arriva la melanzana a giugno, la lavori a giugno, a gennaio non la lavori la melanzana. Quindi devi un po' abituarti anche al ritmo della natura, che non è semplice. Ci sono delle piante che nell'arco di 2 settimane ti tirano fuori casse di melanzane, quindi devi essere bravo a gestirle. Quindi è stato un bel impegno quest'anno, però ci stiamo già mettendo in modo per l'anno prossimo, quindi studiando già dei piatti importanti per l'anno prossimo, per agevolare un po' tutto il sistema, l'organizzazione del lavoro. Quindi un menù di 8 portate, abbiamo dei piatti alla carta, sì, che li ritroviamo nel menù che dicevi. Sì, abbiamo 3 tipi di menù. 3 menù degustazioni, che parte uno verdura, uno carne e uno solo pesce. Quindi c'è abbiamo 3 il menù, vegetariano. Sì, diciamo. abbiamo 3 menù degustazione e poi abbiamo almeno la carta normale.
Sì. Quindi nel menù vegetariano quante portate? Andiamo sempre su 8 portate. 8 portate. Sì, sì, tutti e tre i Tutti e menù tre sono 8 8 portate. portate, sì. Anche perché in effetti già con antipasto primo, secondo e Sì, dolce, c'è il benvenuto, antipasto, siamo primo, già a secondo. 5 penso, Sì, sì. qualcosa del genere. Abbiamo due antipasti, quindi abbiamo il benvenuto, 2 antipasti, un primo, un secondo, pre-dessert, 2 pre-dessert e dolce. 2 pre-dessert. Sì. E ora parlaci dei dolci. Ecco, sui dolci diciamo che non è una pecca, però ci stiamo lavorando, perché è un mondo dove bisogna starci parecchio dietro. Ora, un dolce molto particolare che abbiamo ideato quest'anno è un tiramisù che mi piace tantissimo, è un tiramisù sbagliato. Per quale motivo sbagliato? Semplice, io ci sorrido, faccio una risata perché comunque effettivamente una volta pensavo di sbagliare, mi mancava lo zucchero e ho usato lo zucchero moscovato, che è un zucchero grezzo, parecchio grezzo, però mi esalta parecchio il sapore del tiramisù, mi piace, quindi ho creato questo dessert che ci sono 2 tipi di mousse mascarpone, quindi una con zucchero moscovato e l'altra con un infuso di foglie di fico che dà questo retrogusto di cocco, un gelato alla nocciola e una salsa, un cremoso al caffè, un polvere di caffè e dei savoiardi gluten free, perché almeno anche per gluten free è fantastico, anche è giusto che puntiamo anche su Che questo sarebbe modo. poi un pan di Spagna alla fine, no? Sì. Il savoiardo viene usato? Sì, diciamo di sì, che la formula è quella lì, diciamo. No, direi che insomma sono un po' più titubante sul mascarpone col tofu, fatto col tofu, diciamo sì. qui si può provare. Sì. No, molto, decisamente molto tranquillamente, quindi una rivisitazione del tiramisù. sì. E quindi sono, come dire, classici che vengono rivisitati nei dessert, o c'è proprio qualcosa di fantasioso? Diciamo che andiamo non proprio, sì, a rivisitarli sì, fino a un certo punto, però sono dell'opinione che determinati piatti non andrebbero toccati. Vabbè, quindi Perché ne hai uno proprio che è classico tra i dessert. Fai un... c'è una pavlova, ecco. La pavlova ecco, quella. abbiamo la pavlova che è classica, la cambiamo spesso in base alla stagionalità. Ora ci sono le pesche, quindi abbiamo fatto un po' di pesche, quindi sì, questo. Poi cos'altro? Vabbè, abbiamo un orto che è bellissimo, un orto che siamo in elaborazione anche lì. La proprietà sta investendo tantissimo su questo progetto perché è davvero importante. Qui noi siamo al sale, sì. Ecco, e sotto c'è il salotto. Sì. Il salotto con un'offerta diciamo bistrò, che quindi ha ampliato chiaramente la popolarità del Poggia ai Santi, no? Di questo relè che è veramente cambiato di anno in anno, quindi mi fa molto piacere, insomma, stiate andando molto bene. E quindi vedo perché non posso non dirlo, vedo che intanto questo è il ristorante, che noi siamo qui nel tavolo della famiglia, quindi ce ne siamo appropriati. Però è bello questo colpo d'occhio, mi sembra abbastanza unico, visto che siamo in una area di vino dove si produce il grande vino italiano famoso nel mondo, e vedo delle bottiglie proprio a portata di mano, non sono le solite bottiglie verticali, ma sono un ripiano orizzontale un po' inclinato, sembra di notare. E quindi ecco, c'è una cantina all'interno del ristorante, ma non è la solita cantina ormai che si vede dappertutto, che poi ci si chiede sempre poi le bottiglie quanto stiano lì, perché chiaramente poi il vino matura, ecco, con la luce, ecco, mentre invece queste mi sembra che comunque in qualche modo, stando anche così sdraiate, come dire, come se fossero in cantina. Ecco, detto sinceramente, quindi che bottiglie sono queste, così per curiosità? Allora, qui abbiamo solo vini del territorio,
assolutamente. Sono rossi questi? Questi abbiamo rossi, rosati, se non sbaglio anche dei bianchi, però sono tutti grosso modo di piccole aziende, non grandissime aziende. Perché noi Io vedo il fauno, la nascosta, vedo ecco qui dei cartoni. Lavoriamo tantissimo sui produttori, valorizziamo i produttori di zona che sono davvero importanti, e piccoli ma importanti, perché esaltano davvero tanto i sapori. E dalla Puglia cosa hai portato? Forse quello, un piatto l'hai detto prima. Sì, dalla Puglia però... c'è il pane contadino, e poi ho portato il sapore dell'amaro, che io amo tantissimo. L'amaro è un gusto italiano che tanti sottovalutano, ma bisogna essere fieri di questo gusto amaro che purtroppo va spinto un po' di più. Poi amo tantissimo l'agrumato, quindi la maggior parte dei miei piatti si trova sempre un po' di agrume, un po' di freschezza, queste cose qui. No, ripeto, la Puglia purtroppo ho lavorato pochissimo, e la amo come regione perché sono nato lì, cresciuto, però a 18 anni ho lasciato la Puglia e sono andato via, ecco. A malincuore, però ho trovato un ottimo compromesso, ecco. Chiudiamo con il menù vegetariano. Sì, attualmente con quello di, ecco, delle portate. Allora, attualmente abbiamo una zucchina che praticamente viene in 3 consistenze, diciamo, quindi viene marinata con un aceto di riso e vermouth, quindi viene marinata, dopodiché viene creata a parte un'altra salsa che sembra a base di zucchina, che è brasata, classica, però è carica di umami, quindi è bello saporito, con un crumble di pane, ecco, stile pugliese, che viene chiamato un po' il formaggio dei poveri, ecco, che era un pane tostato in padella. Anche lì si cerca di recuperare il pane raffermo, e poi sopra viene messa una polvere di zucchina anche, con una mentuccia, ed è un olio a prezzemolo che ci sta bene, secondo me. E questo è l'antipasto. Faccio un salto prima di questa zucchina c'è il pane al contadino, che è questo pane che ho spiegato prima. Poi c'è la zucchina, poi abbiamo dei cappelletti ripieni con dei ceci, servito con un pesto di crespino, che è un'erba spontanea, e viene glassata in padella con un po' di burro, salsa di soia e rosmarino e pasta di limone, ecco, c'è anche il limone. Poi abbiamo come secondo, ora abbiamo la melanzana che viene cotta alla brace intera, dopodiché viene aperto tipo un contenitore, e dentro è parecchio morbida, quindi andiamo a incidere allargando un po' le fibre della melanzana, aggiungendo un succo di pomodoro ricavato dall'acqua di pomodoro ridotta, e con una fonduta di formaggio e un pesto di rucola. Poi c'è un po' di olio al basilico, quindi va a aromatizzare. Siamo sempre negli antipasti. Questo è il secondo. Questo è il secondo, sì. Perché hai detto la pasta prima. La pasta ripiena. Pasta ripiena, sì. Ok. Ecco che poi è un ingrediente molto legato qui anche a San Vincenzo, perché la passatina di ceci con gamberi chiaramente è un piatto iconico. Poi c'è Cecina, che è proprio la località dove tra l'altro sto io in questo tour, e quindi siamo al dessert. Sì, abbiamo 2 pre-dessert che di solito facciamo, o dei sorbetti o dei gelati, tipo ora c'è il fico, facciamo anche il fico, oppure facciamo un piccolo crostino sempre con una pasta di fico che viene ricavata dai fichi caramellati, è tipo una Nutella di fico, ecco, però tutti prodotti naturali. E alla fine il dessert di questa degustazione facciamo una semplice crème brûlée classica che piace a tutti, e quindi semplice. Questa la fai basica? Sì, classica, proprio classica, senza la vaniglia, usiamo della vaniglia, e così. Poi abbiamo il menù degustazione carne, che è composto da il pane del contadino, lo rimetto sempre perché è il nostro
cavallo di battaglia, diciamo. Poi abbiamo la terrina di fegatini di pollo, che praticamente ci sono questi fegatini di pollo, creiamo questa terrina dove ci mettiamo su un po' di marmellata di una composta di cipolla rossa, e servita con una riduzione di vinzando e un patè di miele aspro, una mela agrumata, diciamo. Poi come primo abbiamo dei pici a ragù d'anatra, per seguire un po' la tradizione, perché è stato il primo piatto che la proprietà mi ha chiesto: bisogna fare un ragù di nane, ecco, quindi ho fatto questo ragù di anatra. Di secondo abbiamo un maialino cotto sott'olio per 10 ore circa, dopodiché viene tutto disossato intero, poi viene disossato, viene ricomposto in una teglia e viene servita questo maialino con la crosta croccante e con i contorni della salsa del maialino. Poi abbiamo sempre per in questo caso qui si va sempre su un sorbetto, andiamo al sorbetto, dipende dall'albicocca o un melone in base alla stagione, quello che abbiamo, cioè quello che produciamo il giorno. E di dolce abbiamo una torta al cioccolato che è in doppio strato, quindi viene una sorta di pan di Spagna al cioccolato, ma non è pan di Spagna perché anche questo qui è gluten free, una mousse al cioccolato al 72% e servito con una pallina di gelato alla crema, semplice. E questo è il menù carne, il menù pesce l'abbiamo già raccontato prima. Certo. E ora stiamo... Che poi, non lo so se andate nel pallone, se arrivassi io come cliente e chiedessi di fare uno slalom, cioè nel senso che tutta carne, tutto pesce, tutto vegetariano, magari una carne, un pesce, un vegetale, no? Una cosa del genere, no, non lo so, cerchiamo di non andare... è impossibile. No, impossibile no, perché comunque non sono lo chef standard che dice no, è impossibile. Se possiamo andare incontro al cliente lo facciamo sempre in tutti i questi piatti sono anche disponibili in carta in generale, quindi si possono comunque anche prendendo la carta comunque mescolare, assolutamente, quindi benissimo. Questo è il nuovo chef quindi Il Sale, quindi a San Vincenzo, però a monte, non a mare, perché chiaramente nelle guide sono segnalati ristoranti di questa mitica città. Come dicevamo, qui siamo leggermente nell'entroterra, ma ormai hanno creato una situazione qui per tutto l'anno. Sì. Chiudiamo 3 settimane a novembre. Quindi stando qua chiaramente non finisco la stagione il 21 settembre, ecco, tanto per capirci. No. Ecco, quindi qui ci sono sempre, esclusi chiaramente i momenti di chiusura, le ferie, eccetera, e quindi vi salutiamo da San Vincenzo, provincia di Livorno. Buona serata.